Allora, io comincerei con la notizia di oggi, quello che succede a Vicenza, in questa casa di riposo. Beh, penso che sia chiaro cosa succede. C'è un anziano e abbiamo un video, il video sembra risalga a luglio. Sì. Viene filmato una parte del piede che è oggetto di una piaga importante, e si vedono dei vermi circolare sul lenzuolo del letto. Allora, prima premessa, Sì. non è un ospedale della regione del Veneto, cioè nostro, ma è una casa di riposo che è gestita da altri. Sì. Secondo aspetto, ho avviato dopo 3 istanti e mezzo subito un'ispezione, perché è mia facoltà avviare un'ispezione, Sì. anche se non è una gestione nostra. Terzo aspetto, vedremo alla fine della gestione. Comunque dico che per le competenze che ho io, qualora fossero accertate tutte le notizie che abbiamo, bisogna fare, come si può dire, fare un po' di ordine, ecco, diciamolo così in maniera carina. Capisco che l'amministratore non è colui che va a fare le medicazioni, però è vero che non si può accettare una roba del genere. Infatti lei era molto arrabbiato, no? Ma sono arrabbiatissimo, guardi, adesso voglio vedere la relazione, Sì. perché sento le teorie più strane. Allora, se c'è un verme è perché una mosca ha deposto le uova. Sì. Cominciamo a dire come stanno le cose. Le mosche depongono le uova su materiale organico, lo fanno su carne in putrefazione, nelle discariche, e lo fanno sullo sterzo dell'animale, insomma sulle carcasse di animali morti, lo possono fare anche su una ferita di una persona. Sì. Quindi il tema è l'igiene. Uno dice: ma quanto tempo ci mette l'uovo a diventare larva? Ve lo dico io, dalle 8 alle 48 ore. Vuol dire che se la mettiamo anche in maniera proprio eccezionale, che ci è stata deposta la mosca e dopo 8 ore il verme già girasse per la lenzuola, roba diciamo straordinaria, perché ci vuole almeno 10-12 ore di lavoro. Facciamo 8 ore, vuol dire che in 8 ore quel piede non è mai stato medicato, curato, eccetera. Io voglio che mi si dia una risposta chiara su questo aspetto. Tra l'altro è una struttura abbastanza conosciuta, proprio uno storico pensionato di Vicenza, no? È il San Camillo. Sì, lo diciamo. Guardi, io non è che voglio fare di tutto un arbonfascio, però ci sono anche delle regole, no? Adesso se ci sono delle responsabilità oggettive, e penso che avere dei vermi che girano per le lenzuola di un letto, cioè qualcuno sarà responsabile di sta roba. C'era Aristotele, no, che diceva, propinava la generazione spontanea. Faccio una piccola lezione di filosofia, di scienza molto del passato. La generazione spontanea, secondo Aristotele, era che dalla carne nascono i vermi. E infatti gli antichi dicevano ipse dixit, no? Lui l'ha detto, Aristotele l'ha detto. Invece poi è stato dimostrato scientificamente che dalla carne non nascono i vermi, bisogna che c'è una mosca che depone le uova. Allora, siccome non c'è la generazione spontanea, vuol dire che c'è arrivata una mosca, può capitare, ma dopo 8 ore la medicazione deve essere rifatta, cioè il fatto che la mosca deponga le uova sulla ferita e fare dar vita a un verme vuol dire che, a mio avviso, modestamente, dati scientifici, vuol dire che nessuno ha medicato quella ferita per almeno 8 ore. Tra l'altro si parla anche di lenzuola sporche, che si vedrebbero. Ma sì, guardi, dopo bisogna essere obiettivi, che ci siano 2 o 3 macchine nelle lenzuola, che possono essere macchine di esudato da una ferita, ci sta. Sì. Cioè io non so che ferita ci fosse sotto quelle gazze. Il mio problema non sono le macchie sulle lenzuola che possono venire fuori dopo 3 istanti che ti hanno medicato, lo sappiamo tutti abbiamo avuto male una ferita, un'operazione, quant'altro. Il tema è i vermi. Ma speriamo bene, dai, comunque lei ha mandato immediatamente, no? Ma già ieri mattina c'era l'ispezione, guardi, oggi aspetto la relazione e dopo prendo le mie